La corsa è uno degli sport più frequentati, più diffusi in tutto il mondo sicuramente, per diversi motivi, principalmente perché è uno sport che non ha bisogno di mezzi, di strumenti, di attrezzi. L'unica cosa che serve sono un paio di scarpe e dei vestiti idonei, a differenza di altri sport che magari sono un po' più difficili e complicati. E quindi per questo motivo può essere per tutti e tutti ci si possono approcciare. Il problema è che non è uno sport facile, è uno sport che ha bisogno di essere conosciuto e di essere vissuto correttamente. L'approccio alla corsa è fondamentale. La cosa più importante è procedere per obiettivi. Che obiettivi si hanno durante la corsa? Qual è lo scopo per cui, il motivo per cui decido di fare la corsa? Voglio stare in forma? Voglio migliorare il metabolismo? Voglio diventare un maratoneta di alto livello, un professionista? Sono motivi e modi completamente differenti di approcciarsi alla corsa. È importante anche essere già in forma per correre. È importante avere una condizione fisica buona. Non posso pensare di andare a correre se ho mal di schiena, se ho un male al ginocchio, se ho delle problematiche che mi portano a peggiorare la mia situazione. Correre, fare sport serve per stare bene. Quindi per stare bene devo fare una buona attività fisica. Per fare una buona attività fisica devo essere in forma prima, poi viene tutto il resto. Bisogna imparare a correre. Imparare a correre significa non avere problematiche a livello articolare. Come vedete, il nostro amico, lo zio Sam, è uno scheletro che ci permette di capire quali possono essere le problematiche a livello della corsa quando andiamo a creare dello stress. E dello stress può essere creato a livello delle caviglie, a livello dei piedi e delle caviglie, a livello delle ginocchia e a livello dell'anca, quindi tutto l'arto inferiore, perché magari solo ed esclusivamente perché a livello della colonna vertebrale e quindi del bacino c'è un disassamento che mi può creare un disallineamento degli arti inferiori. Questo è un grosso problema. Perché? Perché quanti passi fate quando correte? Tantissimi. Ogni passo con 1 millimetro di disallineamento mi crea una differenza di lunghezza degli arti di metri a fine allenamento. Questo non è correre bene, questo non è correre consapevole. Per questo motivo bisogna prima creare una libertà di mobilità a livello articolare. È importante creare libertà articolare in diversi modi. Ci si può aiutare da soli e si può essere anche aiutati. Chi si aiuta da solo cosa fa? Semplicemente dello stretching, dell'allungamento e della tonificazione, una sorta di rinforzo articolare che mi permette di essere più forte e più performante nel gesto che dovrò fare. Lo stretching che si fa prima si chiama stretching dinamico, è più una ricerca di un movimento della corsa, un iniziare il movimento, magari già dalla camminata o con dei piccoli slanci, senza andare a creare range articolari troppo ampi, ma quello che mi interessa di più è quello che viene fatto dopo l'attività sportiva, quindi dopo la corsa. Lì si fa dello stretching di allungamento, cioè cerco di allungare le mie fibre muscolari, i miei muscoli, ci sono 1000 e 1000 esercizi, le cose fondamentali sono principalmente due: devo creare tensione alla mia muscolatura senza arrivare al dolore e il tempo di durata dello stretching che è fondamentale. Qualora lo stretching e l'attività fisica preparatoria alla corsa non fossero sufficienti per riorganizzare, ristrutturare e ridare un po' di benessere al fisico per fare il nostro gesto, per compiere correttamente il gesto della corsa, allora lì può subentrare il professionista che dopo un'attenta analisi posturale, strutturale, biomeccanica e funzionale
può dare delle indicazioni e magari effettivamente può dare il beneficio e il ristoro al fisico che il singolo personaggio, il singolo atleta, il singolo paziente non può ottenere da solo. Come Centro Dynamo abbiamo studiato un corso che si terrà il 2 di aprile e sarà intitolato La corsa rievolutiva. Vi permetterà di capire e approfondire meglio tutti i concetti di cui abbiamo parlato ora. Sicuramente ne metteremo molti altri per capire bene come funziona la corsa, il mondo della corsa e come approcciarvi nel modo più corretto, sia che siate dei neofiti sia che siate dei professionisti. Vi aspettiamo. Per qualsiasi informazione contattate pure Centro Dynamo tramite i social, tramite il web o anche telefonicamente.